abbiamo inteso agire in tal senso, proprio per capire e per suggerire all'amministrazione di preservare quello che è un patrimonio di Belluno e dei bellunesi, vale a dire gli alberi del giardino di Piazza dei Martiri. Piazza dei Martiri è il salotto buono di Belluno, i suoi giardini risalenti agli anni 30 racchiudono alberi monumentali ed essenze rare. La recente nevicata ha messo in evidenza la necessità di provvedere alla cura degli alberi, i cui rami appesantiti dalla coltre bianca hanno rappresentato un pericolo per l'incolumità dei cittadini. La notizia del taglio indiscriminato degli alberi più vecchi ha fatto sobbalzare sulla sedia gli associati di Italia Nostra, che hanno rivolto richiesta esplicita al Comune, fatta propria dai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Stella e Damiano. Proprio per evitare quelli che potrebbero essere definiti degli scempi a danno del paesaggio, dell'ambiente e appunto della cura della città, noi abbiamo inteso porre all'attenzione del Consiglio Comunale in maniera, credo di poter dire, sollecita, un tema ambientale. A Damiano si rifà alla legge del 2013 che impone agli enti pubblici di attuare interventi cosiddetti green. Da Palazzo Rosso la risposta è arrivata a stretto giro: la potatura delle piante avverrà solo previa accurata perizia agronomica, visiva e strumentale in merito alla loro stabilità. In attesa dell'intervento di riqualificazione della piazza prevista dallo studio degli architetti Ricci e Spaini, che vinse il concorso di idee lanciato da Palazzo Rosso.